Voltiamo pagina, unire i giovani friulani che per varie ragioni si trovano fuori dal territorio regionale. Questo è l'obiettivo del progetto lanciato stamattina da Gorizia, città dalla vocazione mitteleuropea e internazionale. Sentiamo. Ragazzi come ambasciatori del Friuli e della sua cultura nel mondo, questo è l'obiettivo del progetto promosso dall'Ente per il Friuli nel mondo, con 30 giovani collegati in videoconferenza questa mattina con Gorizia. Oggi sempre di più dobbiamo condividere e cercare di coinvolgere i giovani che stanno emigrando, soprattutto in Europa, nel secolo attuale, magari negli ultimi 10 anni. Una mobilità professionale sicuramente diversa, quindi una mobilità liquida, dove questi giovani non hanno più l'esigenza dell'aggregazione fine a se stessa, quindi creare il fogolar Furlan. Si trovano perché fanno esperienze di un anno, magari 2, in una città e poi per motivi professionali, per completare il loro percorso professionale si spostano in altre città. Qualsiasi cosa noi mettiamo sul campo per fare questa rete ci tornerà duplicata o addirittura 10 volte di più, e quindi è un momento di grande speranza e secondo me una buona pratica anche in un momento nel quale questa esperienza ci chiama al dialogo mentre altri pensano forse di risolvere i problemi con la violenza.